bello dura farla. Sì, per me sì. Infatti un'idea era quella di fare il giro. Bello tosto, sì. Guarda là. Forse era meglio venire su per di qua e dopo scendere di là. Questo è per gli arditi e per gli stupidi. E qua si scende. Bisogna recuperare la bici là della carriola, mi raccomando, che quella è la roba più importante, sinceramente. La bici finalmente è venuto fuori il sole, era anche ora. Ecco, una cosa che mi dispiacerebbe è trovarmi in mezzo a un temporale in questo momento. Se quella là se ne sta buona. Ecco, questa bestia ha qualcosa da dire, nada roba da dire. Sto cercando di capire dove si trova e che razza di bestia è, sicuramente è un volatile. O un cretino col fischietto. No, credo che sia un cretino di volatile. Sì, decisamente. Via. Dai, alcuni hanno il fischietto. Credo di non averlo portato dietro stavolta, devo averlo in macchina. E c'ho anche lo specchietto con la bussola e tutto il resto. Ma non sarebbe una cattiva idea averselo portato dietro, perché in caso di... Il problema è che dopo mi tocca tornare su a recuperare la bici, vabbè che non è tanta strada, ma vabbè, dai.
anche tener conto che ho fatto un grosso sforzo, io ho fatto la Venezia delle Nevi, Casera Campo, Valle Campo, poi le piste da sci, fino all'Arneri, e rimprovare il sentiero. Ho preso una bella scannata, a una certa età io, un bel vedere, vedremo se è un bel vedere o un brutto vedere, un po' più brutto che bello. E siamo quasi in cima al Columbero, ridendo, scherzando, controllerò, metterò nel video le altezze. Ho superato, credo di aver superato il sentiero che scende. Ormai che ci siamo, finiamo la cima. Siamo scesi da là noi, Guarda là il sentiero. Vai. Vai, vai. Se no fa notte. Forse il zero meta o la continuazione dell'alta via dei Rondoi, ma credo che questo non è alla mia portata. Andiamo su di qua, almeno non per il momento. Che ci sia a continuazione là, avevo visto gente scendere io, se no torniamo per la via facile, cioè là del bivio, facciamo direttamente rifugio. Difficile che ci siano noccioleri qua, coccole, credo che siamo arrivati in cima. Dai che facciamo a parafulmini. Che bel crepe. Cos'è? Uccello nero, simile a merlo. È quello che faceva rumore prima. Il fischio. Fantastico. Libro di Betta. Allora, qua abbiamo una via. Non credo che ci siano altre vie, adesso controllo. Quella dovrebbe essere forse la Palantina, ma ci dovrebbe essere un sentiero, ma qua vedo anche molta erba calpestata e di gente che probabilmente lo stava cercando, quelli che ho visto anche prima.
questo è un po' meglio. Ciao. Se qualcuno si è dimenticato i guanti, li ha lasciati sulla cima del Colombera. Ormai li butto sulla spazzatura, non è? Sono guanti da giardinaggio, diciamo, non sono guanti di pregio. No, c'è anche una roba qua di plastica. Sentirete forse un po' un sbatacchiare perché c'è il power bank legato con un sacchetto di plastica attorno col filo, intorno alla videocamera, alla GoPro, che sto cercando di avere il possibile carica perché purtroppo la batteria della GoPro si scarica facilmente, è vecchia. Dobbiamo tornare giù, torneremo giù per là. Abbiamo incontrato anche un ragazzo prima che è sbucato fuori dal nulla come un fantasma. Gli ho chiesto se conosceva una via per fare la cresta, ho guardato sul telefono e ho detto di no. Boh. Va bene lo stesso, cerchiamo di tornare a casa vivi. Più che altro volevo evitare di mettere su la G-Tap cinese, l'altra camera, in caso si scaricasse la GoPro, ma cioè, la qualità dell'immagine non è male, però purtroppo la G-Tap ha un pessimo audio, ha problemi di audio ultimamente, e come è sempre una cinesata, non ci si può fare niente. Noi siamo venuti da qua facendo questa dorsale, adesso scendiamo perché non voglio tornare sul tremo perché mi trema le gambe. Il vero dice che sono giusto,
c'era un'altra traccia che scendeva. Infatti vedo che anche altri hanno scelto sta via. Ma ci sono troppi pezzi esposti, la bici è troppo pesante, guardate se lassù perdi l'equilibrio, già perdevo l'equilibrio. Quello là è in prossimità della mia bicicletta, l'altro omino, forse il ragazzo che ho incontrato prima, è proprio dove ho parcheggiato la bici. E anche questa è fatta. Andiamo a recuperare la bici, andiamo a recuperare la bici. O torniamo a piedi. Fatta, ce l'abbiamo fatta. Monte Colombera, Monte Tremol. Boom.